Anche ad Agrigento in arrivi le tende pre-triage necessarie ad agevolare il percorso assistenziale e rendere così efficaci e sicure le procedure di individuazione di casi sospetti di coronavirus. Si tratta, come già fatto a Palermo, di tensostrutture messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile che saranno allocate nell'area esterna in prossimità dei pronti soccorso che a scopo preventivo consentiranno di accogliere eventuali pazienti che dovessero accusare sintomi simili a quelli del coronavirus, evitando il contatto con le altre persone che si trovano all'interno degli ospedali. Intanto sentiamo il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, al termine dell'incontro avuto in prefettura proprio sul coronavirus. Penso che questa riunione sia importante perché ci ha dato la possibilità di avere un confronto anche su tutti gli atti giuridici che sono stati prodotti sia da un lato dalla funzione pubblica, dal Ministero della Sanità e dalla Regione. Quindi penso che momenti di questo genere ci consentono anche di creare un raccordo. Abbiamo appreso che c'è anche un'organizzazione su base distrettuale, questo ci tranquillizza. Penso che dobbiamo organizzarci meglio nel territorio. Io, per quanto riguarda il comune di Alessandria della Rocca, abbiamo la giunta domani e procederemo con una pulizia straordinaria, una sanificazione, daremo attuazione alle direttive che sono state impartite dalla funzione pubblica e cercheremo di tranquillizzare la nostra popolazione, perché in effetti noi non abbiamo casi, non bisogna creare allarmismi, bisogna mantenere condizioni igienico-sanitarie buone nei contesti, e soprattutto per quanto riguarda la scuola, che è il punto di aggregazione più importante. Io, che sono anche un dirigente scolastico, ho invitato i docenti di scienza a fare delle lezioni su come si lavano le mani, perché spesso noi pensiamo di lavare bene le mani, ma a volte questo non avviene. Quindi abbiamo fatto delle lezioni teorico-pratiche, abbiamo diffuso le indicazioni, perché bisogna fare tanta prevenzione e poi che Dio ce la mandi buona, perché sappiamo che in provincia di Agrigento non esistono dei reparti adeguati per fronteggiare queste questioni. C'è un problema della nostra sanità in provincia di Agrigento che va affrontato in modo tale che anche questo territorio possa essere dotato di strutture adeguate per fronteggiare anche emergenze di questo genere, perché questo è il dato più inquietante, che è venuto fuori, per cui in caso che Dio non voglia dovessero crearsi delle situazioni, dovremmo ricorrere ad altri centri e attivare dei protocolli particolari in altre province però. Quindi questo è un problema che dobbiamo iniziare a valutare e fare il punto anche su questa nostra sanità, soprattutto nelle aree più marginali, perché io poi ritengo che la natura ci sta aiutando tanto, perché c'è stato il tempo bello e quindi questo non facilita la diffusione del virus, però ritengo che dobbiamo fare tanta prevenzione.